Emergenza rifiuti è importante e proficuo ruolo del prefetto di Agrigento. Dario Caputo è impegnato in una difficile azione di mediazione istituzionale per provare a riportare sui giusti binari un contesto che rischia seriamente di degenerare in allarme sociale ma anche igienico-sanitario. La prefettura di Agrigento continua a seguire, come ha fatto già nei mesi passati, l'evolversi della situazione ed è vicino ai sindaci nell'ambito delle responsabilità e delle competenze di ciascuno, quindi i sindaci in prima battuta, l'amministrazione regionale, la prefettura ovviamente a disposizione con i tavoli di raffreddamento in sede di concertazione per ogni tentativo di mediazione che dovesse rendersi necessario nei confronti delle organizzazioni sindacali o dei lavoratori, per valutare tutte quelle situazioni che i sindaci riterranno di prospettarmi, rispetto al quale fin da ora garantisco il mio impegno, ovviamente nei limiti delle mie competenze. Sul fronte Agrigento, ieri pomeriggio in prefettura convocati amministrazione comunale, imprese e sindacati per fare il punto sulla delicata situazione, per cercare soprattutto di scongiurare l'annunciato sciopero dei netturbini programmato per giovedì prossimo, dopo 2 giornate, quella di ieri e dell'altro ieri, in cui hanno lavorato ad orario ridotto. Il confronto, da quello che è trappelato, visto che l'incontro si è tenuto a porte chiuse, avrebbe prodotto segnali positivi. Il sindaco Filetto avrebbe assunto l'impegno di utilizzare una parte delle economie per realizzare alcuni servizi aggiuntivi. Insomma, la volontà comune sarebbe quella di trovare un punto d'incontro. Gettate le basi, l'accordo dovrà però essere definito e dettagliato per diventare operativo. E segnali positivi arrivano anche per l'emergenza rifiuti a Porto Empedocle, dove gli operatori ecologici sono fermi da 2 settimane per rivendicare le mensilità arretrate, ma non solo. Chiusa la discarica di Siculiana è arrivato il no di quella di Lentini, la cui proprietà è creditrice nei confronti del municipio di Vigata. Anche qui gran lavoro del prefetto Caputo in costante pressing sulla regione per ottenere l'autorizzazione di una discarica alternativa per il conferimento dei rifiuti che dovranno essere raccolti, decisione assunta dalla sindaca Carmina per fronteggiare l'emergenza, da una ditta diversa da quella che attualmente è chiamata per contratto a svolgere il servizio, i cui lavoratori continuano ad incrociare le braccia. La soluzione individuata è quella di un impianto di gela. Si aspetta però la firma dell'ordinanza del governo Musumeci per poter avviare le operazioni di pulizia e bonifica delle strade empedocline.